Domani prima campanella in Veneto, secondo il calendario regionale, infatti il 13 riapriranno i battenti le scuole, dai nidi alle superiori, anche se in realtà per molti studenti il rientro in classe c'è già stato. Sarà un anno scolastico con vecchi e nuovi problemi. La carenza di organici in primis, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, ma c'è poi la questione tutta nuova della legge sulle vaccinazioni obbligatorie. Queste sono ore di primi bilanci e considerazioni perché ieri, stando al testo della normativa, scadeva il termine per la presentazione della documentazione per i bimbi di nidi e materne, anche se qualche genitore stamattina al momento di accompagnare il figlio a scuola ha provveduto a regolarizzare la propria posizione. C'è invece tempo fino al 31 ottobre per le famiglie dei ragazzi della scuola primaria e secondaria per consegnare i documenti. E in queste giornate gli uffici dei dirigenti scolastici sono alle prese con autodichiarazioni e copie dei certificati vaccinali, dati che saranno poi incrociati con i registri in possesso alle ULSS che hanno il compito di vigilare ed eventualmente segnalare posizioni non regolari con la legge. Al momento si registra qualche situazione a rischio nelle zone dell'Alta Padovana, Solano, Montebellunese e Miranese. Proprio in questi territori ci sono già gruppi di genitori irriducibili che non intendono vaccinare i propri bambini e che si stanno organizzando con forme casalinghe di asili, una soluzione che il senatore Franco Conte congeda così. E io credo che non sia la soluzione al problema obbligatorietà vaccini, è un problema di natura diversa. Mi dispiace che questo avvenga ora, perché allora non organizzarlo in passato?